Grande prestazione, grande partita da tutti i punti di vista, tecnico, mentale, ci abbiamo messo dentro davvero tutto quello che facciamo sempre in allenamento, finalmente, è la parola più usata in questo momento. Ci sono stati appunto gol, il non gol subito, il clean sheet, quindi importante, 2 in una settimana tra l'altro dopo Cesena, dopo la Coppa, quindi abbiamo fatto prestazione mercoledì, oggi abbiamo continuato e anzi addirittura ancora migliorato a livello di prestazione. Era fondamentale, è inutile negarlo, abbiamo un po' cercato di togliere un po' di pressione alle ragazze, ma lo sapevamo tutti, lo sapevano benissimo anche loro, tutto lo spogliatoio lo sapeva, e questo è stato un valore aggiunto della pressione che avevamo, e c'è stata anche la prestazione e il risultato alla fine di questo girone, di questo gironcino d'andata, ed era necessario, uno sconto diretto alla nona partita era necessario. Ci siamo solo detti finalmente, ci siamo liberati davvero, quindi davvero pochissime parole stasera perché abbiamo parlato tanto nell'ultimo mese, sono stati comunque 2 mesi difficili, è inutile negarlo, quindi solo grande gioia di festeggiare, di riposare finalmente domani, che da un po' che non staccavamo, ma davvero è una liberazione, finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo detti. Andremo con la Juve, però preparando la settimana alla grande, con grande entusiasmo dopo questa partita qua. Parte un campionato nuovo per noi, è una frase fatta, ma è assolutamente così, deve partire una stagione nuova per noi da oggi e quindi prepareremo alla grande la partita con la Juve. Abbiamo fatto i complimenti a Davina e a Benny, Orsi, il capitano, che anche Davi fa parte dei capitani della squadra, 100 presenze a Sassuolo, è un onore per loro ed è un onore nostro allenarle, quindi ha dato anche questo sicuramente tanto entusiasmo. E per noi è fondamentale anche oggi il supporto in casa, è stato fondamentale giocare il nostro sconto diretto in casa. Volevamo fortemente questi 3 punti, abbiamo un po' sofferto secondo me il secondo tempo, ci sta che la Sampdoria ha avuto una reazione, però diciamo che abbiamo messo in pratica quello che il mister ci dice in settimana. È stata una partita sofferta, una partita comunque dove abbiamo lottato perché, come ti ho detto prima, volevamo questi 3 punti. Stavo aspettando da tanto, per un attaccante per me il gol è importante, poi soprattutto perché diciamo che i risultati non sono stati dalla nostra parte, quindi volevo aiutare la squadra in tutti i modi, sia con la prestazione sia come gol, perché sono un attaccante e devo finalizzare il gioco. Sono contenta e speriamo che sia solo l'inizio.